La location era suggestiva, il Duomo di Vittorio Veneto, ma lo scopo del video era quanto di più lontano si potesse immaginare. Armato di cellulare, è entrato nella cattedrale ed ha iniziato una sequela di bestemmie e frasi blasfeme. Tutto questo per conquistare più follower possibili in una piattaforma social. Insomma, voleva conquistare i like, ma in realtà si è conquistato un programma di messa alla prova alla Caritas diocesana. Eh sì, il protagonista di questa vicenda, un trentenne, è stato denunciato ed imputato per offese ad una confessione religiosa, vilipendio e turbamento delle funzioni connesse al culto. L'episodio è accaduto il 28 marzo del 2021, proprio durante la celebrazione della Domenica delle Palme, nel bel mezzo del periodo Covid. Una volta dentro la cattedrale ha acceso il video ed ha iniziato a bestemmiare fra i volti atterriti delle persone intente a pregare. È andato avanti per diversi minuti. Qualcuno pensava che fosse matto, ma in realtà non lo era affatto, fino a quando ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il sacrestano, che non solo gli ha chiesto di smettere e di allontanarsi, ma ha fatto scattare la denuncia. Tutto ripreso nel video. Nelle immagini, poi visionate anche dagli inquirenti, il trentenne non ha escluso nessuno, offese anche verso i fedeli e verso il vescovo di Vittorio Veneto. Se pensava di suscitare ilarità fra i follower, in realtà non ha riso affatto il giudice. L'avvocato difensore Giovanni Maccarone ha chiesto ed ottenuto la messa alla prova e proprio alla Caritas. Ora, finito il periodo, il procedimento penale è stato dichiarato estinto. Il prossimo video sarà meglio lo giri da un'altra parte, lontano dalle chiese.